Buongiorno, benvenuti. Viva Radio 2 prende il via oggi con un pubblico d'eccezione, mai visto un pubblico così carico come quello di oggi. Salutiamo un mio amico Cipri che oggi è qui chissà perché e volevo salutare un nostro amico comune che non c'è più, che è Giacomino. Voglio fargli un saluto al nostro Giacomino lo so. che non c'è più, che è in cielo in questo momento. Giacomino è un cane, lo so, un cane, dillo a me, che animalista convinto. con Cipri tutte le mattine ci vedevamo in quel bar con Giacomino, mi ha dato la notizia oggi, ha detto Giacomino non c'è più. Io lo voglio proprio ricordare, mica solo le persone si ricordano, ma anche i cani, che delle volte sono molto meglio delle persone, quindi applauso a tutti gli animali che vivono con noi uomini a casa e ci danno tante gioie, tante gioie, e in cambio loro sai cosa vogliono? Niente, vogliono solo una carezza, pensa e te, mangiare dei gatti, come noi uomini, bastardi. noi in cambio cosa vogliamo? No, noi niente. Poi uno legge i giornali e legge che ci sono scuole calcio dove ci sono i pedofili, capito? Per i bambini. È vero, e poi legge uno queste cose qua e poi legge queste cose. Cari amici del governo nuovo, allora vogliamo varare una legge particolare, tipo ad esempio qualsiasi reato commesso contro i minori, quando la cosa è accertata al 100%, vogliamo dare l'ergastolo secco? Sì, tu che ne pensi? No, 2 ergastoli. Ergastolo secco, secco per qualsiasi tipo di reato, qualsiasi, che vada dal sequestro alla pedofilia, basta tutti, che sia un reato fatto su un minore. Ergastolo, voglio vedere quando ci pensano 2 o 3 volte sti maiali e sti porci, perché così bisogna chiamarli, ste persone qua. Che tutti noi l'abbiamo detto poi ieri davanti alla TV quando abbiamo visto il servizio, no? Esattamente, dunque tutti l'abbiamo pensato. Vabbè, adesso scusate questo nostro sfogo, ma quando uno legge quelle cose lì e vede quelle cose lì ti viene il sangue alla testa. Vabbè, è giù, che fa scherzi? Ma che fa, scherziamo? Perché poi sai qual è il problema? Un bravo avvocato si trova sempre, capito? Poi c'è l'infermità mentale, poi c'è la cosa, dopo fra 6 mesi te li ritrovi ancora in giro, poi ammazzano pure, dici ma come, doveva stare in galera quello lì e già sta fuori. Allora vediamo che c'è un governo nuovo o no? Sì, dovrebbe da ora. Ieri l'hanno detto. Sono arrivati oggi finalmente forse, nel paese delle banane riusciamo dopo le elezioni ad avere un governo, perché gli elettori poi qualsiasi governo ci sia, ricordiamoci sempre che il 50% la pensa in una maniera, il 50% in un'altra. Voglio vedere come faranno, cosa si farà. Siamo proprio messi male, Baldini. Ci mettiamo in politica io e te. Vai, perché creiamo un partito. Creiamo un partito. Vai. Creiamo un partito. Come lo potremmo chiamare? Siamo nel paese delle banane? Viva la banana. Perché no? Viva Radio 2. Tua sorella sarebbe felice. Ma dai, si ride e si scherza. Si ride e si scherza. A proposito, Enrico Cremonesi, eccolo qui con l'orchestra. Oggi è contento Enrico Cremonesi, sarà felice perché oggi avremo un ospite incredibile. Oggi un ospite incredibile che festeggerà con noi i suoi 50 anni di carriera. Io non so quanti anni ha lui di età, perché è giovanissimo, perché avrà iniziato a 1 anno. Tra l'altro auguri doppi, perché oltre i 50 anni di carriera ieri sera addirittura si è sposato e credo che la moglie sia già qua, arrivata qua prima di lui. Sto parlando di Edoardo Vianello, che arriverà tra non molto. Arriverà qui tra non molto. Io c'ho veramente c'ho un ricordo meraviglioso di Edoardo Vianello, che devi sapere che lui era un frequentatore di villaggi turistici, lo sai? Sì. E lui mi ha conosciuto. Cosa avevi a che fare con i villaggi turistici? C'ho avuto a che fare. E pensate che nei villaggi turistici facevamo uno spettacolo tratto da un disco, un LP che fecero con i Vianella, se non sbaglio, in collaborazione con Amedeo Minghi, che si chiamava Canto d'amore Domeide, che era veramente bellissimo. E c'era un pezzo che io poi sceneggiavo e facevo sempre io, vestito da scimmiotto. Sì, ero vestito da scimmia. E cantavo questa canzone. Io, Lolli, ce l'hai la canzone per caso? Quella lì, Uomo? Sentite questo pezzo quanto era bello. Senti, vediamo. Iniziamo così oggi, Senti, ora arriva il tempo che Lolli lo incide. Ecco. Sentite, si sente ancora. Il crepitio del disco vecchio. Questo ero io, lo facevo. La mia donna tu sarai. Eccolo qua, che roba. Io vorrei e non vorrei. Io ovviamente lo facevo in playback. Non vorrei perdere. Con la voce di Edoardo facevo questa cosa qui. È vero. La grazia che ora hai mai. Senti cosa dice qui. Scimmiotto mai. Ecco perché ero scimmiotto.
poi c'era la lei dello spettacolo. Qui doveva essere Vilma Goic. Ma qui c'è l'applauso a scena aperta, certo, una cosa proprio pieno di pensieri e guai. Tu pensa a me vestito da Tarzan qua. Non negarmi, no. E lei che mi cantava sta canzone, Cremonesi faceva cita oppure sì. No? Sa che non ero ancora nato. Senti cos'è? Dai, sentiamo. E qui cominciavo a ondeggiare io qua così. Questa è scritta da Medeo Minghia. Qui era meraviglioso. Potrò sognare sempre come sogno. E qui braccia aperte. Noi persino. E qui scendevano i grattacieli, scendevano con un tulle tutto di grattacieli. E lacrime. Era questo inizio, grazie Marco Lolli, ma poi parleremo a lungo con Edoardo Vianello. Ed è il momento di collegarci perché subito? Ieri, come tutti abbiamo letto, sì. Cosa è successo? Che pare che l'Unione abbia vinto le elezioni. La Cassazione, ma nonostante ciò vogliono ricontare le schede nulle. Bisogna essere sicuri, un milione. Sono un milione di schede nulle, bisogna essere. La legge dice che si può fare. Si può fare, dunque quindi lo saremo faranno. Così ancora per 5 anni. Sì. Poi alla fine conteranno dei 5 anni e dopo si andrà alle votazioni. I freghi sbiaditi. Si andrà alle votazioni, poi vincerà il centrodestra e quelli di e ora contiamo e passeranno e noi italiani saremo 10 anni senza governo, anche, sì, 15 anni senza governo, ma chi se ne frega, tanto non c'è puoi il governo, dire non c'è. Piove governo ladro, perché non sai. In questo momento possiamo dirlo che ancora siamo. È vero, sì. Oh, Berlusconi, ma che fine ha fatto? Non si sente più, non parla, non dice, manda avanti sempre Tremonti. È lì al pallottoliere, forse sta contando ancora. Vabbè, speriamo bene. Vai. Adesso quindi colleghiamoci con lo smemorato, magari, sì. Ma lui non si ricorda. Lui non si ricorda chi era. Lolli, mi metti a posto il microfono, grazie. Allora, sentiamo se c'è lo smemo, se si ricorda qualcosa finalmente. Ecco, niente, ma che? Forse non si ricorda neanche di rispondere. Finisce così. C'è. Questa favola breve se ne va. Ah, canta, meno male. Quando finisce una Smemorato? Buongiorno. E ne comincia un altro. Smemorato? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Ale. Smemorato, cosa succede? Scusi, Non lo so. Ma oggi mi stanno rompendo le balle tutti. Oggi sono nervosissimo. Basta, ho detto anche una parolaccia. Vabbè, chi la sta rendendo? Vabbè, lasci fare il trasporto. È uno con un nome strano. Nome strano. E chi è questo? Pier qualcosa. Pier. Ma si può, ma dico io, si può uno chiamare Pier, cioè Pier e poi un nome, o lo chiami Piero o lo chiami Silvio. Ma scusi, perché proprio Silvio? Perché Silvio? Non lo so. È il primo nome che mi è venuto in mente, ma era solo per fare un esempio. Nessuno chiamerebbe Pier Silvio un cristiano, sono d'accordo veramente, con lei, sì. Ma come si fa? Senta, comunque chi era questo Pier? Pier Ferdinando, ecco, Pier Ferdinando mi sta chiamando e mi sta dicendo che devo chiamare un certo romano e fargli i complimenti, ma i complimenti di cosa? E che ne so io, scusi, cosa gli ha detto questo Mi Pier? ha detto di fargli i complimenti perché ha? Perché ha? Sì? Che succede, smemorato? Perché ha? Smemorato? Perché ha? Smemorato? Perché ha? Comunista! Pronto? Ecco, vede, si era incantato. Che succede? Allora, niente, che stava dicendo? Non lo so, mi diceva che doveva fare i complimenti a un tale romano lì. Ma io non conosco romani. E poi non penso che lui abbia si era incantato. Smemorato? Che gli succede? Smemorato? Comunista! Pronto? Eccolo là. Smemorato, è impossibile parlare, mi sembra, oggi, insomma. Cosa ha detto questo? Cosa ha fatto sto romano che è tanto grave? Ha preso i voti. È diventato prete? Magari. Guarda, lo facevo diventare subito vescovo e non mi rompeva più le balle. Senta, ma lei è un uomo religioso, allora? Veda lei, mi mettono in croce tutti i giorni. Stamattina mi sono svegliato e avevo le stimate di te. Allora lei è un santo. Un
santo? Sono più di un santo. Io sono un Pier Santo. Ma senta, io non ci capisco più niente. Tra Pier Ferdinando, Pier Santo, Pier Romano. Hanno fatto Pier anche lui? Ma non lo so io. Ma roba da... Vogliamo capire cosa ha fatto sto Romano? Romano ha... ecco, ancora, un'altra volta. Ma non possiamo continuare, dai, a dire comunista. Dai, poi adesso che ha vinto anche le elezioni... È arrivata l'ambulanza. Niente, ce lo siamo giocati. Ce lo siamo giocati stavolta, mi sa. Va bene, era lo smemorato di Cologno. Eccolo qua, Mahler. Tra l'altro Mahler potremo ascoltarlo dal vivo da noi, credo il 3 maggio. Sì, è vero. Il 3? 3 maggio. Il 3. Il demone del tardi. Sì. Capo Danilo senza sonno, viene non viene, chiede di me. E anche sul CD di Viva Radio 2 che esce il 12 di maggio. Viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto. Perché sono i grandi successi lanciati da Viva Radio 2. Nel frattempo sta per arrivare Edoardo Venelo con il suo repertorio. C'ha un camion con rimorchio pieno di canzoni. E già vedo la chitarra. Suona, bussa sulla chitarra. Questa è la chitarra di Edoardo Venelo, è arrivata da sola. Lei, perché ormai ha cantato e suonato talmente tanto, ci ha bussato, ha detto sono la chitarra di Edoardo Venelo. Posso entrare? Guarda, tu appena la tocchi lei va, suona subito. Vedi. Pronto, vedi. Chitarra, come stai? Chitarra? Vuol dire bene questo. Questo vuol dire bene. Quello ha suonato Baldini, tu non sai neanche da dove mettere le mani. Io sono bravissimo. Sì? Passa la chitarra un attimo, passa la chitarra, passa un attimo. La potete salutare sta chitarra ora, arrivederci. Sai che non ho mai suonato in pubblico. Appunto. Ma penso che non abbia mai suonato, no? In pubblico. Però, sì? Ora ti Vai, sentiamo. Suonare, Dai. Senti? Sì. Segovia in confronto era un dilettante, come no? Vero? Bello. Segovia. Sì. Certo. Il bello è che mi hanno fatto pure l'applauso. Sì. Che accordo è questo? Scusate. Questo è Cremonesi? La 11. Perché io li invento, capito? È la Salerno Reggio Calabria. Sapevo fare questa, guarda. Sì. Oh my love, my sweet love. Ma voglio vedere come si evolve. Really wanna see. Lo fa. Basta fino qua. Basta. Meglio non andare avanti. Beh, fin qui se l'è cavata però. Ho in mano, ragazzi, la chitarra di Edoardo Venelo. Ma su Edoardo Venelo, ad esempio, sì? Io abbiamo preparato una cosa prima che lui arrivi, però sì. Prima che lui arrivi c'è una canzone che ci piace molto che si intitola Guarda come Dondo. Bella, me la ricordo. Abbiamo fatto una versione nostra che adesso noi vi vorremmo regalare, però attenzione alle orecchie, abbassate i volumi. Sì. Perché è una versione un po' particolare. Sì. Attenzione, sei pronto? Sì. Io sono pronto. Vai, però sei rilassato. Io sono una bella versione di calma, Guarda come Dondo. Sì, vai. Okay, partiamo? Sì. 1, 2, 3, 4. Guarda come dondolo con il twist, collegami all'angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, sarà io che vuoi che prendano,
ma vedo mille lucciole, vedi insieme guarda come d'angolo, con le gambe d'angolo, vanno il film. Le ginocchia scendono, nelle orecchie tremano, i posti sono brividi, sarà perché io dondolo, perché gli nemici brindano e vedi che gli eventi guarda come dondolo. È una versione rilassante, sì, tranquilla, per la macchina. Secondo me Edoardo Vianello, che in macchina sicuramente stava sentendo la radio, ha fatto retromarcia, l'ha regalato con i fiori di Bach e se n'è andato. Attenzione, perché ci ha chiamato subito sentendo questa musica, una grandissima attrice, e abbiamo con noi Monica Bellucci. Pronto? Ciao. Sì? Ciao Monica. Stai bene? Ciao, buongiorno, sì, sto bene. Sai voi che adesso bene? Sì, bene, grazie. Bene. Dove sei? Bene, sono nella mia camera d'albergo. Sai che è in giuria a Cannes adesso, no? Sì, sarà un bell'impegno per te, che sei sempre indaffarata, Beh, sì, fare fotografie, rilasciare interviste, partecipare ai party, scegliere gli abiti da mettere per tutta la settimana. Certo. Sì, no, ma noi ci riferivamo a tutti quei film, le decine e decine di film che dovrai vedere in concorso lì. Ah sì, beh, purtroppo per quello non avrò un attimo di tempo, però per fortuna ho il blockbuster proprio sotto casa, appena escono i DVD me li sparo tutti. Insomma, a Siena una iena aliena va di schiena con la luna piena. È la dizione ma di schiena con la luna piena, vabbè. Non abbiamo mai parlato, ma tu hai un sito internet, vero? Sì, certo, anche se ultimamente ho avuto dei grossi problemi perché è entrato un virus. Brutte cose, certo, ti cancellano i file. Ti ha distrutto tutto, i dati, le cose. No, molto peggio. Ha messo il reggiseno a tutte le mie foto e ho perso migliaia di visitatori. È una iella questa. Senti, io chiedo sempre sapere cosa fa la tua bimba Deva, come la chiami tu, Deva? Deva sta sempre bene, Deva. È un impegno, però è così vivace, capricciosa, che si calma solo quando la metto là a giocare in mezzo ai peluche e le bambole. Ecco, quello è l'unico momento in cui non la vedo, non la sento. Funziona sto sistema, no? Beh sì, ma poi la mattina dopo, quando la vado a riprendere al negozio di giocattoli, ricomincia tutta la storia. Sì, lo so. Esatto. Sì. Che c'è? Scusate, ho il solito avviso di chiamata e la mia mamma mi mette in attesa. Attendiamo, va bene, ok. Ecco, grazie. Pronto, ma? Come stai? Bravo, ma io invece ieri sono andata al centro commerciale per comprare un vestito, ma mica me lo so potuto provare, sa? La classe. I camerini sono tutti quanti con le porte. Da quando qua mi spoglio senza che mi vede nessuno? Certo, figurati. Spogliarmi da sola mi pareva uno spreco, me ne sono tornata a casa. Certo. Ma ti ripiglio dopo che sto a parlare sempre con quei due satanati della radio. Satanati, scusa. Sorello? Sì? Bastini, che succede? Sento rumori là. Mamma mia. È Vincent Cassel. È tuo marito, Vincent Cassel. Era tuo marito Vincent Cassel, ma che stava facendo? Stava mettendo il parmigiano sui maccheroni. Vabbè, grazie. Monica, rimani un attimo con noi. Allora ricordiamo che la Monica Bellucci adesso è anche su Colorado Caffè, no? Sì, Italia 1, domenica prossima in prima serata. Gabriella Germani. Brava Gabriella, porta alto il nome di Viva Radio 2.
un'espressione, guarda, ieri sono venute le telecamere di Studio Aperto, no? Ho fatto un paio di interviste, ho detto, Monica Bellucci è un personaggio che nasce ai microfoni di Viva Radio 2. Grazie. Solo che sarò priva di Cassel, perché ovviamente io senza di te Cassel non senza lo faccio. Cassel, certo, quindi... perché Cassel sta solo in radio. Quindi Cassel sicuramente mancherà al pubblico. Ma tanto lo sentono in radio, perché sennò poi non ci sentono più a noi in radio. Certo, quindi grazie allora, Gabriella Germani, dica. Devo salutare mio papà che è in ospedale e gli devo fare una comunicazione, perché lui ha la batteria scarica e pensa di aver lasciato il caricabatterie a casa. Sì, certo, noi usiamo... visto che mi stai ascoltando, sappi che il caricabatterie è nella borsa marrone che ti ha portato mamma. Ma queste sono cose meravigliose. Così possiamo comunicare in privato. Grazie. Stefania, stasera voglio i peperoni. Ok, Susanna, hai preparato la valigia perché dobbiamo partire dopo la radio alle 3? Ok, mi raccomando. A proposito, Susanna, mettimi quelle le mutande intimissime, quelle nere. È un nuovo modo di fare radio, vecchio forse, chissà. No, un nuovo modo di fare radio. Certo. Grazie Gabriella Germani. Ciao grandi, ciao presto. No, sto scherzando. Susanna, preparami quelle nere però, non quelle bianche, quelle bianche è pericoloso. Cristiano, 50 e 50 del 6 alla seconda di Roma, grazie. Ok, chi è? È un cavallo che Cristiano è il mio. Cremonesi, tu hai qualche annuncio a fare ai tuoi parenti allo zoo? Niente. Scherziamo. Allora Edoardo Vianello mi dicono sta quasi arrivando, è lì alla boutique dell'accoglienza. Quante cantate ci faremo adesso? Io me ne ricordo una, Siamo gente de Borgata. Bellissima. Cosa? Te la ricordi te? Può essere scritta da Califano quella? Può essere. Core mio. Io la volta sapevo. Era. No, quella iniziava così, guarda, iniziava tipo, ma poi ci facciamo cantare da lui, iniziava così, adesso vedrai devi che trovare prima o poi la troverai. Finita. Sarebbe iniziata così. Sarebbe iniziata, avrebbe iniziato, ma come parli, Baldini? No, sarebbe iniziata così. No, quella iniziava così, guarda. Una stanzetta in affitto e trovata. Esatto. Per momento vabbè, siamo gente de Borgata, non potremo pagare. Da domani comincia il Calvario, non c'è altro da fare, finirà sto calendario e qualcosa cambia. No, ho sbagliato, siamo ricchi di volontà. Senti il pubblico, va. Ma senti che roba. Cuore mio, la speranza. Sono tutti di Milano, sono andati oggi, vedi. Non è mai successo che tutto il pubblico sapesse una canzone. È arrivata un'ansia? Aspetta, vediamo che le ansie. No, pensavo fosse arrivata un'ansia. C'è un'ansia. Dopo la sconfitta del centrodestra, alcuni politici cambiano professione. Infatti è segnalato ad esempio un nuovo spettacolo teatrale con Aldo Giovanni e la Prestigiacomo. Certo. Che ridere. Sì, forza. Cuba, dobbiamo chiamare Cuba. Dopo Cuba arriverà Edoardo. Edoardo dobbiamo fargli gli auguri perché ieri sera si è sposato. Bene, pensa prima. In viaggio di nozze da noi è venuto. Pensa come è contenta la moglie. La moglie, come si chiama la moglie? Scusa il nome. Frida, ma stavi prima con buon gusto? No, ma ce l'ha detto uno. Frida. È un classico, la battuta era sul piatto d'argento, era messa lì, non ho potuto fare a meno, ma la volevo tenere, ma non gliel'ho fatto. Non gliel'ho fatto. Frida, taccia molto bene, con la voce ma tanto bene. Esatto. Bene. Così scordata. Ingoiava 16 moscerini ogni volta, però allora Cuba, sentiamo se c'è Gianni Minà da Cuba, vediamo un po'. Eccolo là,
Come forza? Allora forza. Teofilo, ma come mi dici sono finite le olive per il Martini Dry? Teofilo, usa l'immaginazione, mettici una caccola. Che schifo. Ma tanto non se ne accorge nessuno. Se qualcuno protesta, digli che sono le famose olive dei Caraibi. Ma signor Minà, ma cosa sta facendo là, scusa? Stavo facendo l'inventario del bar del villaggio, il famoso il bar nostro, il bar Budos. Ah, certo. Senta, come procedono le attività del villaggio turistico? Ieri abbiamo organizzato una partita di beneficenza con i clienti. Ah, la partita a favore di chi? A favore dei malati di malattie della pelle contagiosissime. Ah, bene. A fine partita c'è proprio un colpo di scena finale. Una bella iniziativa bella, sì, molto bella. Qual è il colpo di scena finale? Beh, c'è lo scambio delle magliette. Ah, e allora scusi, che colpo di scena è questo? Beh, dovreste vedere la faccia dei clienti quando scoprono che indossano le magliette degli avversari che hanno ogni tipo di malattia contagiosa tipo rabbia, la scabbia, la scarlattina, l'herpes cubano, la tigna dei Caraibi e gli orecchioni dei tropici. Senta, ma a chi vengono in mente queste idee? A Ciccio Botti. Lo so che è un pirla, diciamolo subito in onda. Beh, se proprio vuole sapere glielo dico. Noi siamo un gruppo affiatato di amici di lui. Siamo io, Fidel, Ivan Pedrosa, Paco Pegna, pensa, Sotomayor, Marilu Tolo, Paolo Mengoli, Michael Jordan, i Pittura Fresca, Giuseppe Papadopoulo, Henri Salvador, Barbara De Rossi, Pino Wilson, Valentina Vezzali, Sergio Caputo, Loris Stecca, gli orchestra Moving in the Dark al completo e Davide Baiocco. Ah, bene, senti, e il cliente tipo del vostro viaggio chi è? Guarda, ci sono un sacco di video, proprio qui davanti a me delle foto. Ah, ce le illustri. Guardi, un po', sì. Ad esempio c'è Lombardi, l'amico degli animali, mentre scuoia un tasto. Mamma mia. Era amico, capito, degli animali. Pensa se fosse nemico. Appunto. Ecco, guarda, qui ce n'è un'altra. Dopo averlo scuoiato, eccola. Guardate, lo mette nel forno. Ah, beh, fantastico. Poi c'è una foto meravigliosa di Aldo Montano nudo mentre mostra la sua sciabola alle cameriere del villaggio. Anche questa bella, poi c'è una foto di Gino Strada ubriaco come una cocussa mentre buca le ruote dell'ambulanza. Bella lui proprio. Sì, poi? E poi quest'ultima ritrae Andrea Sanna mentre litiga con Miles Davis perché aveva sbagliato a tirare un carico a 3-7. Ma chi è Andrea Sanna, scusi? È il regista di Guida al campionato. Senta, lei ormai a tutti gli effetti comunque è cubano, si può dire, no? Così. Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie al rivoluzionario Edoardo Vianello. Ah, Edoardo Vianello rivoluzionario a Cuba. Certo, durante la rivoluzione intratteneva le truppe di Fidel rifugiate sulle montagne cubane cantando sul cucuzzolo della montagna. Ho capito. Ma poi scusi, che accadde? È successo che il barbuto dopo una settimana si ruppero le palle. E che è successo? Gli ruppero il cocuzzolo. Ma si fermarono lì? Vedo la moglie di Edoardo che piange. Ma si fermarono lì poi? No, ecco. Lo legarono sulla spiaggia di Valadero con le corde della sua chitarra per farlo arrostire al sole. E fu lì che al giovane Vianello venne l'ispirazione per scrivere uno dei suoi successi, Abbronzatissimi. Eccola. Adesso vi saluto, e quando lo vedete salutatemelo. Glielo saluteremo, viva arrivederci. Cuba, viva il Pampero e per par condicio anche la Havana Club. Bene, grazie a Gianni Minà. Grazie. Adesso a Radio Promozione, dai, ci sentiamo fra qualche istante. Viva Radio 2. Un prezioso consiglio per tutti i radioascoltatori. Se fate sport o volete che il vostro sguardo sia luminoso, allora dovete provare le nuove lenti a contatto giornaliere Soft One Green Vision. Grazie alla loro composizione e alla innovativa tecnologia, le lenti a contatto Soft One donano un grande senso di freschezza, benessere ed igiene ogni giorno per una buona visione. Soft One, solo nei centri Green Vision, fornitori ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio. Rieccoci, viva Radio 2, Fiorello Baldini, ma soprattutto il nostro ospite. Allora signore, si aprono le porte ed entra Edoardo Vianello! Ecco Edoardo si avvicina, la folla si apre.
c'è gente che mostra sedie sdraio, pinne, fucile, occhiali, c'ho dei gadget meravigliosi, guardate, ecco qui che arriva davanti al microfono. Buongiorno Edoardo. Buongiorno. Finalmente, guarda, già lui ha detto buongiorno è una canzone, già che la sua voce è inconfondibile, unica e ci tiene compagnia da tanti anni, possiamo dirlo, 50 anni? 50 anni. Quanti anni avevi quando hai cominciato? 18. Quindi? 68. Certo, se la matematica. Se la matematica, però io veramente un 68enne così non l'ho mai visto. Stavi vedendo un 68ino così? No, non l'ho mai visto. È vero. Ma tu nel 68, quanti anni avevi? Nel 68 avevi? Adesso facciamo il calcolo. Già 30 anni. 30 anni, quindi è il periodo della contestazione, mentre tutti contestavano, te arrivavi e gli facevi da qua nel continente nero. No, devo dire che sono canzoni che veramente io avendo lavorato nei villaggi turistici, io credo che la SIAE che ti sia arrivata da grazie la SIAE che ti è arrivata da noi, dai villaggi, perché queste sono colonne sonore non solo delle estati in cui furono scritte queste canzoni, dopo, ma tutte le estati, è vero o no? Sì, per fortuna sì. Per fortuna sì. Qual è la prima che hai scritto in assoluto? Il capello. Cioè? Non è un capello ma un crine di cavallo. Ovviamente ora a sto punto, quando ogni volta che dici il capello, prego di imbracciare la chitarra, perché di sapere. Io indegnamente prima, perché uno dice mezza parola, dice qual è la canzone, il capello, e faceva, guarda al volo, è un disco perché mi aiutò a togliermi la giacca, senti che roba, mi scoccò un bacio sulla bocca, io la stringevo fremendo sul mio cuore, quando d'un tratto mi disse traditor, che fini in mondo per un carrello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fato, proprio su di me, eccetera. Ma dimmi una cosa, queste canzoni venivano da fatti realmente accaduti, perché sai il capello biondo, me la ricordo bene che dici sarà un capello o un crine di cavallo, e questo eri te, scusa tu era questo, no amore, era un crine di cavallo, stava all'ippodromo, quindi ma era fatto vero, perché vabbè, era una lettura di cose che succedono, cose che succedevano e che succedono ancora oggi, però in chiave anche molto divertente. Sì, infatti Edoardo, quando questa difesa strena dicendo che era un crine di cavallo, la voce è uguale, la voce è identica, è sempre identica. Poi no, ma io c'ho la chitarra col playback, per cui devo dire una cosa tecnica, pochi cantanti ho sentito dal vivo così intonati come Edoardo Vianello, perché l'intonazione non è una cosa, no, infatti non è, anche i cantanti affermati che uno dice c'è sempre quella cosina dal vivo un po' calante, un po' alzata, io sono il primo, io dal vivo stono come una campana, ma invece lui no, niente, proprio quanti spettacoli fai in un anno, Edoardo? Più di 100. Cioè uno ogni 3 giorni. Uno ogni 3 giorni, tutti i giorni, uno ogni 3 giorni da 50 anni. Da 50 anni. Vabbè, all'inizio non erano. E ieri sera hai convolato a nozze. Sì, sto ancora volando. E qui c'è Frida, a cui facciamo tanti auguri a tutte e due. Grazie. Ho visto sul giornale oggi, c'era sul Messaggero una lista di invitati, ma Vianello è tuo nipote, io non lo sapevo. Sì, Andrea Vianello di Mi manda Rai 3. In quanto nipote, in quanto figlio di mio fratello. Raimondo, Raimondo invece è cugino. Siete parenti allora? Sì, lui è cugino di mio padre, è un'altra generazione. E allora ragazzi, diciamolo una volta perché tutti non lo vedi che nessuno qui lo sapeva, quindi il grande Raimondo Vianello siete parenti consanguinei. Lui è molto più alto però, ma questione di decine di centimetri, mica di più. Senti, c'è una canzone che io voglio che sia veramente, vorrei che fosse la prima proprio che tu ci fai qua per intero, una canzone di Edoardo Vianello che io amo in modo assoluto. Qual è? Ed è questa qua, io te la faccio leggere perché non voglio dire neanche il titolo, perché lui deve partire, guarda questa, la vedi? La vedi? Questa è una canzone seria, una canzone bellissima, sentite, Edoardo Vianello in Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento.
Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, per me. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani lei ritorni da me. Ragazzi, che voce, Signora qua in prima fila si è alzata in piedi emozionata, bella questa, anche applauso. Standing ovation qua, standing ovation per Edoardo Vianello, mai successo. È vero. Grazie. È il giusto tributo poi alla fine, o premi, dischi, alla fine è il pubblico che decreta, il premio più bello quando c'hai un applauso, e certo, a te l'applauso non è mai mancato in tutti questi anni. Ma avete fatto trovare la chitarra stonata comunque? Quello... Cremonesi? No, non c'entra Cremonesi, so, stavolta poverino. Diamo la colpa al Compress. Compress, sei un... Allora, accordiamolo in dire, accordala. Sentiamo. Già l'hai accordata, sentiamo. Era sui bassi che andava malissimo. Allora, ragazzi, vogliamo entrare. Ragazzi, voi cosa avete preparato per accompagnare il maestro? Cosa avete preparato, Cremonesi? Dimmi cosa hai preparato. Cirocchiali, alligalli, sul cucuzzolo della montagna, gente de Borgata, tutte. Guarda come domino. Questo è il menù della giornata. Sentite come. Ecco, allora, sei pronto? Lo chef cosa consiglia? Lo chef cosa consigliamo? Come partiamo, dottore? Come dici? Vediamo il maestro cosa con una che non hanno nominato, abbronzatissima. Ce l'avete abbronzatissima? Vai! Allora, signori, l'estate sta per arrivare. Io sono già sperato perché a Pasqua, vedi? Signori, un cult, chiamiamolo un cult, una delle canzoni più suonate in assoluto da chi, ad esempio, quando fanno scuola di chitarra, la prima cosa che imparano subito, bronzatissima. Poi c'è questo modo che facevi tu, usando le vocali in questa. Ad esempio, quando tu dici quando fa è vero. Cioè diventa proprio mi dà una spinta. Un dolcissimo bacio. Allora, cominciamo? Cremonesi? Vai! 1, 2, 3, 4. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te, abbronzatissima a 2 passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me, sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare. Bronzatissima sotto i raggi del sole, a 2 passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. Ma che bello! Ma che bello sentire queste canzoni dal vivo fatte a 1 metro da noi. Tra l'altro noi stiamo, tu non lo sai, ma mentre tu canti noi registriamo, troverete il tarocco qui fuori dalla radio. No, vedo che c'è un bel CD lì, fammi vedere Edoardo, scusate, faccio vedere un po' di promozione. No, fallo vedere anche a casa. Noi abbiamo un modo di fare promozione. Pronti? 3, 2, 1, via!
Buonasera, eccolo qua. No, Valentino, arrivi qua, arrivi a CD. 50 Edoardo Vianello, 50 primavere per una lunga estate. Ecco qua, io mi ricordo, Si ricorda? Quando sì. Maria? Ecco, ti piace questo? Senti qua, vi famo sentire il CD, Sì. Vero CD, sentite, non stiamo a battere sul microfono. Sì. Questo è un CD che bisogna avere a casa, Quante canzoni ci sono, scusate, mi uccide la voce voglio aprirlo perché 50 no. Quante ce ne stanno? 14 canzoni, 7 anni per tutti. Non riesce a dire la. Poi pinne putire occhiali, abbronzatissima, oh mio signore c'è, Alligalli. Maria, qual è quella che piace a te? Il peperone. C'è anche Qual è Ore di mare, scusa? Eccoli, vai a becca proprio. T'ho beccata! Cos'è Ore di È mare? una canzone scritta con Panella, una cosa così un po' folle. Un po' folle? Sì. Potremmo sentirla un pezzettino? Io non lo so, te la ricordi? Perché questa non Matti d'estate, statue di sale unte da tanti spray, le vecchie dolci schiume di sciamperie, fiumi stappati di minerale, ghiaccio da bere al bar, nemmeno l'ombra di un posto all'ombra c'è. E tutti i matti sono tutti qui, non so accordi, tutti felici amici il venerdì, vivono in tempi allegri, sono in vena di follie, brucia la schiena e qualche nostalgia. Hai visto? Vedi, novità era Panella al massimo della sua allegria. C'è Pasquale Panella, quello che ha scritto anche per Battisti, no? Equivoci amici. Sì. Panella, io me lo ricordo anche in televisione quando leggeva le cose, le poesie. Pasquale, non abbiamo mai invitato, è vero, dobbiamo invitare Pasquale Panella qualche volta qui, magari scrive qualcosa anche per me. Perché no? Fiorello, canta Panella. Poi sono siciliano, Palermo, pane e panella, insomma, esatto, si usano. Devo dire, un CD da tenere, io questo qui, se tu me lo autografi, io questo me lo porto, e nei miei viaggi, visto che io non volo, quando parto con la macchina ho bisogno di canzoni veramente allegre, di canzoni che mi facciano stare bene, e questo è uno di quelli. Vedo che c'è anche DVD, qualsiasi cosa. No, questo qui è il concerto di stasera all'Auditorium. Dove? All'Auditorium stasera? Quale Auditorium? Sala Petrassi. Sala Petrassi, quindi allora questa sera è già pieno, sarà pieno. Spero. Capirai, stasera la Sala Petrassi e l'Auditorium, quindi Edoardo Vianello, non mancate. Io purtroppo parto, quindi anch'io ho i miei spettacoli da fare in giro. Vediamo chi c'è. Allora vogliamo dire, vediamo chi c'è. Alfredo Matera alle tastiere, Angelo Anastasio alla chitarra, Mariano Perrella al basso, Walter Martino alla batteria, percussione Luca Mattioli. Quanti siete? Sono tanti. Siete tanti? Chi c'è? In porta c'è anche un coreografo, scusa. Sì, Manolo. E perché che fate col coreografo? Perché le canzoni, quelle legate ai balli, le ho volute rappresentare con il ballo. Allora facciamo una cosa. È una cosa che radiofonicamente forse non ha un valore, però il fatto che il pubblico da casa sa che sta succedendo in radio può rendere l'idea. Io chiederei, soprattutto a queste signore che vedo in prima fila, di alzarsi in piedi e prepararsi per un Alligalli che adesso noi faremo. Dobbiamo, anche se siamo in radio, dobbiamo farlo. Alligalliamoci. Signora, allora, forza, su. 10 volontari. Ecco, la signora si è alzata, sono felice. Forza ragazzi, mettetevi qua in questo coso. Dai, su, pronti? Vai Cristiano. Dai, eccolo qua, bravo, forza, attenzione. Signora, prego, venga, che Dio la benedica. Venga qua, signora. Allora, siamo pronti? Alligalli, accorda bene? Accordato. Ci siamo? Del continente nero alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi. Alligalli. Signori, 2 professioniste ci sono lì. Siamo i Batussi, e addissimi negri. Ogni 3 passi facciamo 6 metri, che ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Batussi, professionisti veri. Siamo i Batussi, bravi. e
tantissimi negri. Quello più basso, quello più basso è alto 3 metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, siamo viva tu sì. Le giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite qua giù. Sì. Attenzione, tantissimi negri. si sblocca un legamento. Ogni 3 passi, ogni 3 passi, facciamo 6 metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno 3 metri di raggio. Siamo i Vatussi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatussi. Pronti per il coro? Grande ballo. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che hai provato tanti balli più famosi, di galli, ai galli, ai galli. È stato un ballo a eliminazione. Si sono eliminati, alla fine è rimasta una sola signora in piedi. Dov'è? Come si chiama? Ileana. Ileana italiana? Ileana è italiana. Sì, sono italiana, sono veneta. Veneta, è venuta apposta dal Veneto qua? No, abito qui da 16 anni. Sposata con un romano? Sì. Di dov'è? Con Prodi, scusate. Sono di Recoaro. Recoaro Terme. Sì, tanti saluti a tutti i requaresi. I requaresi. Recoaro mi ricorda qualcosa? Se l'acqua Recoaro. Sì, esatto, Recoaro Terme. Scusa, sposata con Ferrarella. Adesso dobbiamo dire tutte. Già è vero. Allora cominciamo. Acquapanna, Santa Croce, Rocchetta, Frisia, Lurisia, Sant'Antonio, San Pellegrino. Acqua Pendente. Quale? Acqua Pendente. Qual è? Un paese. Esatto. E dove tu ci avrai sicuramente suonato. Chiaro. C'è un posto in Italia dove non hai mai suonato? Secondo me no. Non esiste. È nell'appartamento del secondo piano. Hai suonato ovunque, veramente. Io direi di fare ancora un applauso a Edoardo Vianello. Facciamo una pausa, poi. Facciamo una pausa, dopo torniamo. Pubblicità. Vai. Fiera Milano informa. Transpotec Logitech ti aspetta alla nuova fiera di Milano da giovedì 27 a domenica 30 aprile. È il salone di riferimento in Europa per i veicoli industriali, i veicoli commerciali e la logistica. Tutte le novità e le anteprime del mercato. Maggiori informazioni al sito fieramilano.it. Guarda! Oh, dimmi che si vede? Shh, fammi vedere. Dai, basta tu, ora tocca a me. Aspetta, solo un altro po'. Dai, passalo a me sto tappo. Ma siamo noi! In barca con Marta, Simona, Paolo, Giulia, Sara, Laura, Matteo. Guarda bene sotto il tappo di Baileys. Puoi vincere 5 vacanze in Caicco in Grecia per te e 5 tuoi amici. 1000 moca bialetti e 500 frullatori Gaggia. Francesco, Marco, Andrea, Luca. Gloria, noi e altri 4. Regolamento completo su vinciconbaileys.it. Amate il brivido? Eccovi serviti. I maestri della paura DVD Collection. Da Dario Argento a Lamberto Bava, i grandi film italiani del brivido in DVD. Il primo film, opera di Dario Argento, è già in edicola a soli €6,90. De Agostini, una collezione da urlo. La 20th Century Fox presenta... Per i prossimi giorni si segnalano inondazioni seguite da... La fine del mondo! 3 amici pronti a tutto pur di salvare il mondo. Qui si scioglie tutto. Sai Diego, se non ti conoscessi bene direi che hai paura dell'acqua. D'accordo. Fortuna che ti conosco bene. Se prima non si faranno fuori a vicenda. Vi salverò io! Ottimo! E chi salverà lui? L'era glaciale 2, il disgelo. Mi ha fatto un ragù di milza! Dal 21 aprile al cinema. Di Viscione De Crescenzo, Luna Rossa canta La particella di sodio. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio.
Viva Radio 2. Ci risiamo da Via Asiago, live, Viva Radio 2. Live con... Eccoci. Allora, volevo avvisare che tra un po' ci sarà una sorpresa telefonica. Una per tutti gli sportivi italiani, due per tutti i romanisti all'ascolto, tre per Edoardo Vianello, che so essere romanista, ma prima ci sono dei perché. No, anche nella oggi. vita di ogni uomo ci sono dei perché. Ci sono dei perché. E questi perché vanno saputi. Perché se uno non sa il perché delle cose, dopo rimane ignorante. Rimane ignorante, soprattutto tu. E quindi. Tutto eccolo, di chitarra, ehi, allora, sai perché? Tu lo sai perché gli eredi di Lazzaro chiedono al notaio, ma questa volta siamo proprio sicuri? Bisogna saperlo, Io non lo so. Senti, però sai perché se Rosy Bindi fa le selezioni per Miss Italia la prendono a scherzi a parte? Non lo sapevi? No, neanche questa bisogna sapevo, saperlo. tu invece sai, certo. Senti, sai perché da quando Carlo ha sposato Camilla dorme col cesto in camera? Va bene. Neanche sono cose sapevo. che vanno sapute. Certo. Ci sono alcuni dei sai perché storici che io tipo? veramente lo so. Dai, a proposito di Camilla, sai perché Camilla Parker Ball cammina a passo d'uomo? Non lo sai? No, neanche dovresti saperlo. Quella del cesso in camera. Va bene. Senti. Sì? Le stai vagliando? Lo sai perché da quando ha visto il film su Cowboy Gay, Marco Baldini viene al lavoro con i tacchi a spillo e gli speroni. Simpatica, uomo di sai perché. Certo. Voglio chiudere. Vai. Chiudo. Senti, sai perché se fai la doccia con i Vatussi capisci che l'invenzione dell'Aligalli non è la loro unica caratteristica? Ho qualche idea, grazie all'uomo di sai perché. Attenzione. Sapevi un'ansia per il compleanno della regina Elisabetta? Avete visto i TG ieri? Invitate a cena, vediamo, la notizia è arrivata adesso. 99 persone, tutte di 80 anni. Quando hanno soffiato tutte sulle candeline ci sono stati 9 feriti per la pioggia di lentiere. Vabbè, dai. Che dobbiamo fare? Tra l'altro vogliamo dire una cosa molto importante su uno dei nostri, che a questo punto io farei sentire un pezzo a Edoardo. C'è un gruppo che tu non conosci, si chiamano Tiri al Piattello, che da ieri sono al terzo posto in classifica di una classifica di iMusic.libero.it, dove si può solo lì si può comprare. Abbiamo qualcuno al telefono? Già? Sì? Già subito. Subito. È già al telefono adesso. Allora mi sa che ha riappeso. Adesso prendiamo. Nel frattempo, quindi diciamo che questa canzone che si intitola Che bella la vita si può trovare solo su imusic.libero.it. Noi vi faremo sentire adesso solo l'inizio e poi vai, Tiri al Piattello, sentite. Attenzione, senti Edoardo. La peste, la lebbra, la gotta, l'eczema, la SARS, poi l'eritema, bellissima, proprio la scabbia, bellissima, la rabbia, la tubercolosi, pensate al numero 3 in classifica, nefrite, la peritonite, mi ha licenziato, poverino, tu mi hai lasciato, stanotte ho forato pure e al cielo sono stato, e adesso l'esplosione, che bella la vita, il cuore malato. Grazie, se no poi non se la comprano più e i Tiri al Piattello non sanno come mangiare. È vero. Perché hanno solo questo successo, questa canzone, non hanno altro, ed è in vendita su imusic.libero.it. Mi sembra che costi quanto? 0,90? Meno di un euro. Meno di un euro. Meno di un euro. Salutiamo Maretta, dai. Attenzione, eccola, che forse abbiamo sì? Ciao Maretta. Sì. Abbiamo una telefonata ora a sorpresa. Tentiamo di scoprire chi è. Pronto? Pronto? Ciao, come stai? Non dire chi sei.
Bene, tu? Bene, stai bene? Io bene, ci siamo visti da poco io e lui. Sì, Sì, mi ha ricordato anche, mi ha detto, sai che ho visto delle foto dell'anno scorso che giocavi a calcio sulla spiaggia. Tu, e avevi 3 pance, mi ha detto. Ancora nessuno ha scoperto chi è, attenzione. Vediamo qualcuno dice di sì, vediamo. Diciamo le iniziali, dai. Il nome inizia per F. Guarda già qua, senti. Hanno capito, Francesco Totti! Ciao Francesco! Ciao. Allora, intanto volevamo sapere che noi ogni tanto diciamo che tra non molto stiamo organizzando con Francesco qua in radio un libro che ha fatto Francesco. Una partitella. Una cosa e poi tutto ricavato andrà in beneficenza, ma il titolo del libro è già tutto un programma. Come si chiama, Francesco? Come si chiamerà il libro? Mo gli faccio il cucchiaio. Mo gli faccio il cucchiaio, che è la frase storica che Francesco disse al mondiale. Poi glielo fece davvero. All'europeo. Qui c'è Edoardo Vianello, ma corretto subito europeo. All'europeo. All'europeo del 2000. Nel 2000. C'è Edoardo Vianello qua. Ciao Francesco. Buonasera. Ti dà super rispetto. Rispetto subito. Grande. No, Francesco, io vedo foto in giro dove ci sei, te che corri, te che calci, ma stai già giocando? No, sono dell'anno scorso. No, sono di quest'anno, no? Sì, sono molto recenti. Quindi stai già tornando, diciamo, sei già tornato, hai fatto già 2 gol, diciamolo. Vabbè, in allenamento non conta niente, però come inizio non posso lamentarmi. Certo, calcolando quello che ci ha avuto. Qua c'è una signora che dice, signora? Grande, te urlano grande. Senti, quindi abbiamo già buone probabilità di avere insomma il numero 10 vestito d'azzurro, che insomma ci serve. Pensavo vestito da Zorro. No. Vestito d'azzurro. Senti, Francesco, dico buone possibilità, no? Sì. Però penso che prima dell'azzurro che c'è? Giallo-rosso. Non c'è sperate, quarti siamo noi. Aspetta, qui c'è uno della Fiorentina. Rientra apposta prima per te, guarda. Lo so. Ma io speravo di no, capito? Magari riposati, ci servi per la lascialo stare. Allora io che cosa dovrei dire io che c'è la finale Roma-Inter? Gioca lui? Ma giochi, ce la fai? Dovrei. E allora ti vedo male. Fiore, ti vedo male. Porca miseria. Fiore, ti vedo molto male. Quest'anno siete forti, Chi? Con chi ce l'hai, scusa? È dal libro delle barzellette questa. Ce l'hai con noi interisti? Sì, È bella sta ironia, visto? Quando siete forti? Perché siamo forti, Poi è una bella squadra, dai. No, è vero, Sì, è vero, lui ne abbiamo parlato anche vis-à-vis con Francesco. Certo. È un po' sfortunato, no? Sì. Sono sfortunati. Parecchi anni che sono sfortunati. È un po', però. Ci si guarda. Una roba davanti. Che volete fare? Senti, hai visto la partita ieri sera? No. Quella del Milan l'hai vista? Sì, quella sì. Com'è? Secondo te Ronaldinho com'è? L'hai mai incontrato tu, Ronaldinho? L'ho incontrato 2 volte per lo spot della Nike, quando avevo lo sponsor. Ma è simpatico lui, no? Molto. Ride sempre. No, quelli sono i denti. No, ma lui ride proprio. È la Paresi. Sembra però, è vero. Anche quando lo falciano è sempre così. Ride anche quando gli fanno fallo, È vero. Se gli fanno fallo e lui ride sempre. Senti, ma quelle cose, devo dire che pure te ne fai di cose, diciamo, in allenamento. Ma lui è il numero 1 in quello. No, fermi, allora lui sarà il numero 1, ma sui lanci in verticale, ragazzi, signore, Francesco non ce n'è. Ognuno ha la sua dose, diciamo, no? Che fai? Dove sei, Francesco? Sei girato dall'altra parte. Dove sei andato, Francesco? Mi senti? Sì, adesso sì. Ma dove sei? A Trigoria? Sì, ancora sono a Trigoria. Vi siete allenati? Sì, adesso? abbiamo fatto mattina. Senti, ti hanno parato un rigore o sbaglio qualcuno? Sì, l'ho fatto apposta ieri. Perché noi dovevamo fare il prolungamento del contratto, allora. Si danno una mano, ha ragione. Sì. Bella questa.
Perché quello dice, ho parato di rigore a Totti. Fammi il contrario. Lo mette nel curriculum. Sì. Senti Francesco, l'ultima cosa volevo chiederti, non ti voglio trattenere più. Queste sono voci che ho sentito, ora non so se è vero, Sì. Dimmi. Dimmi tu. Dimmi quali? Tu. Quella là che sai troppe voci. C'è una voce che dice che se fosse vero veramente sei pure lì un fenomeno, perché io a 46 anni ci sono riuscito, ma te a quanto pare c'è una doppietta in atto, no? Ah sì? Sì. Un 2-0 e palla al centro. No. Allora, Christian è già fatto, già c'ha i scarpini così. Ma è vero che è in arrivo l'altro terzino, quello destro? Ma penso... L'altro terzino che significa? Christian è già il terzino, no? No, non lo so, non lo so. È impossibile. Ah, non è vero allora sta notizia? No, perché si dice, lo sai che si dice in giro che... Lo so, però non si vede che non hanno niente da scrivere. E allora non è vero, stiamo tranquilli, non è vero, non è vero, se no poi ricomincia tutto, dopo se ne parla dopo i mondiali. Cioè... anche perché ci godiamo Cristi adesso. Adesso Cristian, poi dopo i mondiali ci si mette alla io vince, pure guarda, trofeo. sai che ti dico Francesco, pure io, guarda, dopo i mondiali ci si rimette al lavoro. Dopo aver vinto i mondiali. Magari, guarda. No, magari. Fiore ha detto che ne fa uno quando vincerà l'Inter lo scudetto. Stiamo a posto. Come? Stiamo a posto allora. Figlia unica proprio. Figlia unica sarà. Vabbè, basta, senti, Francesca, allora noi ci vedremo poi dal vivo qui in radio alla presentazione del libro, che è il libro, quindi lì ci divertiremo. Io direi un grande applauso, in bocca al lupo a Francesco, in bocca al lupo e a tutta la Roma e soprattutto consentitemi di dire un grande saluto anche al grande allenatore Spalletti, che è riuscito veramente anche senza Francesco, che voglio dire è tutto dire, a portare la Roma a livelli altissimi. Quindi complimenti a tutti voi. Ciao Francesco. Ciao. Grande Totti. Ehi, Edoardo, hai visto? Grande campione. Francesco Totti, scusate, ma abbiamo un collegamento, perché uno dei nostri inviati, il nostro unico inviato, che è il più brutto inviato che c'è al mondo, è riuscito a incunearsi prima di Anna La Rosa, credo, nel covo di Provenzano, di Bernardo Provenzano, il numero uno dei latitanti, che non è più adesso il mostro inviato, i grandi reportage. Mostro inviato. Sentiamo dov'è. Mostro? Buongiorno. Eccolo. Mi trovo in Sicilia, all'antica Trinacria, in una luminosa giornata di sole. Sì. Che c'è, Mostro? Allora, che c'è, Mostro? Che è successo? Se lei mi mette la sua locuzione, tra luminosa giornata di sole e entroterra collinare palermitano, lei mi ha rovinato l'inizio dell'intero servizio. Ho detto sì. Mi faccia. Va bene, prego, vada. Mi faccia il favore di stare zitto. Starò zitto. Sono io l'inviato. Vabbè, faccia l'inviato. Porca puttana. No, Mostro, che poi si le sente. cose bisogna dirle come sono. Va bene, vada. Buongiorno, mi trovo in Sicilia, l'antica Trinacria, in una luminosa giornata di sole, nell'entroterra collinare palermitano. Ho detto non ho detto sì, ho fatto mi è venuto così, istintivo. Precisamente a Corleone. Non ho detto niente ora, Località famosa per essere il paese natale di Marlon Brando, il cui vero nome era, come tutti ricorderanno, Don Vito Corleone. Insomma, vabbè, Mostro. E cosa ci fa in Sicilia? Sono appena entrato nel covo di Bernardo Provenzano, del quale passo a descrivervi con dovizia di particolari. Vabbè, ora ha detto sottovoce. Senta, mi faccia la cortesia, stia zitto e mi lasci fare il servizio. Me lo sono scritto stamattina con un Olivetti numero 21. Me lo sono scritto a macchina. Va bene, ok. Se lei mi parla dentro, io mi trovo. Va bene, non si arrabbi, Mostro. Vada. Allora. Sono appena entrato nel covo di Bernardo Provenzano, del quale passo a descrivervi con dovizia di particolari gli angoli più remoti e caratteristici. Ecco, qui abbiamo della cicoria col miele su un tavolino. Beh sì, in effetti abbiamo letto di questi pasti frugali del boss sui giornali. Faccio finta di non averla sentita. Vabbè, ecco, qui c'è una credenza. L'apro. Azz. Guarda. Cos'è questa esclamazione? Guarda qui.
una pasta al forno, un pollo disossato e imbottito, una pizza ostica con ricotta e formaggio, porchetta, cannoli e una cassata siciliana che forse erano sfuggite alle accurate perquisizioni degli inquirenti. Certo. Ma chiediamo al procuratore Grasso, scusi Grasso, come mai? Mostro, che è successo, scusi? Purtroppo che vuole il procuratore Grasso, che pure ne ha viste molte, si è spaventato. Io ogni tanto mi dimentico di essere brutto. Lei è brutto, Sono talmente brutto che mia madre mi chiamava tesoro. E mio padre diceva, cara, perché non lo andiamo a seppellire sto tesoro? Certo. Vabbè. Allora, torniamo al covo di Provenzano dove si trova adesso. Certo, ci sono un sacco di fogliettini con gli ordini scritti di proprio pugno dal capo della mafia. Ecco, ne raccolgo uno. Eccolo qua. Guardi un po'. Sono in uno strano codice cifrato. È un momento importante, mostro, ce ne legga uno in diretta. Allora. Sì. 100 proche cot taglie fin. Ma sarà chissà cosa sarà. Poi 10 rotol regin 2 vel. Doppio. 4 confet kind sorpr. Mi raccomando le istruz di montage delle sorpr. Chissà cosa vuol dire questa indecifrabile scrittura. Provo a chiedere a qualcuno del luogo. Chieda a qualcuno, qualche corleonese là. Scusi, Paesano, ci darebbe un giudizio sincero su Bernardo Provenzano? Non dice niente. E allora una dichiarazione spassionata sulla mafia, dai, forza. Sentiamo. Ho capito, la facciamo così. Ehi, che ha combinato, mostro? Io ho dato una testata e qui non parla nessuno, non si riesce a lavorare. Sa cosa faccio ora? Per farmi amici ed entrare nel tessuto sociale, entro nella bottega del barbiere e comincio a fare 2 chiacchiere. Bravo, se li fa amici si sciolgono un po'. Cosa chiederà il barbiere? Shampoo e taglio estivo? No, gli dico mi faccia la barba ma soprattutto mi lasci il pizzo. Ha fatto la battutona, bene. Perché non ha riso? No, certo. Vabbè. Non gli è piaciuto? Sì, ci mancherebbe. Guardi, faccio ridere il pubblico. Scusate, mi prendete per il culo? No, l'abbiamo capita dopo. Voi mi state prendendo per il culo. No, non si arrabbi. Mi avete preso una mostro. Dal mostro inviato. E adesso la radiopromozione. Un prezioso consiglio per tutti. Provate le nuove lenti a contatto giornaliere Soft One Green Vision. La loro composizione e innovativa tecnologia regalano un grande senso di freschezza e benessere. Soft One, solo nei centri Green Vision, fornitori ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio. Finita? Sì, finita. Bellissimo. Come le fai tu le radiopromozioni non ne fa nessuno. Viva Radio 2, ancora Edoardo Vianello. Abbiamo messo in pista, voi l'avete preparata ragazzi questa? Fantastica. Allora si va al mare. Siamo pronti? Le pinne ci sono? Il fucile? Una volta sai, io penso che a posto del fucile usavo le stecchine dell'ombrello e andavo a pesca di sogliole che era facile prendere la sogliola perché camminava piatta e larga non sbagliavi, capito? Certo. Soglie. Ci siamo, si mettono d'accordo i musicisti. La minore? La bemolle. La bemolle, non so manco cos'è. Signori, con le pinne, fucile ed occhiali, questa è meravigliosa. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, splash, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole.
ci scambiamo nell'acqua salata 3 volte un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amor. 2, 3, 4. E abbiamo messo anche, non so se hai notato, lo splash. Eccolo. Vai con lo splash, Baldini. Sì. Baldini. E ancora grazie, sì. auguri veramente degli altri 50 anni di carriera, ma soprattutto una lunga vita matrimoniale con Frida. Ieri sera avete detto sì? Alle 4. Alle 4 del pomeriggio. E quando partite in viaggio di nozze? Non si sa. Quando partite? Alle terme andiamo, alle terme. Alle terme? Sì, per riprendersi di tutte le fatiche. 10 giorni. Le fatiche. 10 giorni alle terme, guarda, si sta bene, lui la chitarra se la porta. Certo. Senti, poco fa hai cantato un mentre che è durato 20 minuti. Ha fatto men. Mi ha beccato proprio la frase. Grande signori, a Viva Radio 2, Edoardo Vianello. Grazie. E ora ci colleghiamo con nonno Mike. Sentiamo se c'è. Pronto Mike? Signor Mike, buongiorno. Chi avete lì in studio? Abbiamo Edoardo Vianello. Ricordo, avevo 60 anni e lui era un ragazzino. Certo, signor Mike. Non ricordo ancora, roba da matti. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Sì? Con Vianello, e adesso lui non si ricorderà più, Sulla canzone Vattussi? Ma sui Vattussi, anche su altre cose. Sì, Mi ricordo, facevamo delle estati. Sì. Si chiamavano i trapanatori. Vabbè, adesso non andiamo oltre, signor Mike. Mandavo avanti lui con la chitarra e poi lei arrivava con poi lui faceva il capannello, e poi dopo lui si andava e poi ci pensavo io. Certo. Mi ricordo, mettevo in moto il mio Heavy Rude da 50 cavalli. Andiamo oltre, ecco, non facciamo rumori. Ricordo, Va bene, allora, forza, avete letto i giornali? Ha vinto la Union, L'Unione, sì, Union. La nazione, sì, insomma. Secessa in 2 parti. Vabbè, sì. Va bene, come negli United States. Certo, ci sono democratici e repubblicani in America. Cavolo stai dicendo? Perché? Nordisti e sudisti, come nella guerra di secessione. Io c'ero, mi ricordo bene, il nord contro il sud. Sì. A proposito, ma qua in meridione ci sono le piantagioni di cotone? No, signor Mike, non ci sono più. Cioè allora gli schiavi cosa fanno? Ma anche gli schiavi non ci sono più, signor Mike. Ah sì? Allora le ferrovie, le autostrade, insomma, tutti i lavori pesanti chi li fa? Ma che ne so, lo Stato, le aziende private, guardi che la schiavitù è stata abolita. Ma da quando? Volete dire che devo togliere le catene al mio filippino? Non lo so, signor Ma che tempi, roba da matti, le buone abitudini di una volta vanno tutte sparendo, roba da matti. Mario Bianchi, bisogna adeguarci, vorrà dire che bisognerà togliere i ceppi ai concorrenti e ai figuranti. Allora forza, fate entrare il piccolo intestino tenue di lucertola. Buongiorno signor Mike, ma si è accorto che ha un bottone della giacca aperto? E tu ti sei accorto che hai aperto la bocca quando non dovevi? Mario Bianchi, va bene essere liberali, ma almeno la museruola gli si poteva lasciare. Mike, il bambino sta attento alla forma, si vede che è di buona famiglia. Sì, di buona famiglia. Allora voglio conoscerla bene, inizierò da sua madre, poi passerò al resto della famiglia. Ascoltami bene, caro piccolo Lord Brummel di questo bananetto. Se apri ancora la bocca quando non devi mi tolgo l'orologio, lo sai? E che vuol dire che si toglie l'orologio? L'ultima volta che me lo sono tolto l'hanno ritrovato nel pancreas di uno che mi aveva fatto la tua stessa domanda. Mario Bianchi, manda la sigla della telepromozione, forza. Da oggi è in edicola la nuova rivista di gossip di Rovagnati, Porcella 2000, per sapere tutto su pettegolezzi e Maia Latte. Signor Mike, non vorrei interromperla, ma si è accorto che ha una macchia sulla cravatta? È vero, il sangue non viene via facilmente, Si è tagliato? No, ho tagliato la lingua a uno che mi rompeva le balle. Dovrei ancora avere in tasca un pezzetto di lingua, ecco, la tengo come souvenir. Allora forza, devi fare ancora osservazioni sul mio abbigliamento? Vuoi vedere che anche la mia canottiera, vuoi annussare i calzini? Oppure posso andare avanti? Forza, rimandate la sigla. Sigla.
una roba da male. Lo so. Oh? Porcella 2000, la rivista di Rovagnatti per sapere tutto sui pettegolezzi, e in omaggio con il primo numero il calendario con le scrofe. Scusi, il colore delle sue scarpe non si intona molto col vestito. Aia, ora si incazza. Ora lo vedo male. Sei sicuro? Sì. Meno male. Io non credo. L'ha presa bene. Però accetto tutte le opinioni perché sono democratico. Meno male. Vuoi vedere meglio le mie scarpe? Magari ti accorgi di aver sbagliato. Hai ragione. Abbassati un po'. Sì. E avvicinati. Sì. Guarda prima quella a sinistra. Sì. Ecco. Adesso guarda la destra. Sì. La vedi bene? Sì, e rimango della mia opinione. Anch'io. Aia. Oi là là. Il calcio da fermo mi viene ancora bene. Forza Mario Bianchi, andiamo a farci 4 risate, lo sai? C'è Mastrotta che fa la telepromozione dei 5 cereali. Sai cosa facciamo? Ci tagliamo le unghie dei piedi con la tronchesina e gliele mettiamo nel vassoio, così i cereali diventano 6. Forza, allegria amici ascoltatori. Grazie, signor E anche oggi abbiamo dato il primo applauso va al nostro ospite. Eccolo qua, Edoardo Vianello, Fiorello, Marco Baldini, il maestro Enrico Cremonesi, grande Cremonesi, Isgro, Pacciani, Compress, i nostri musicisti, Bozzi, Dirisio, Taddia e Cassini gli autori, Marco Lolli, il nostro valente regista, e poi i tecnici, Pino Berardi. Lì però vedo anche Massimiliano Mattia, Sasà Bellistri, poi c'è Genesio Di Jacopo, lo buttiamo là, dai. Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano in redazione, Marco Lui alla macchina dell'endoscopia e poi la nostra Marina Mancini. Bene, noi ricordiamo che lunedì saremo a Milano e trasmetteremo da Milano, mentre sabato Padova, e invece stasera, per chi stesse a Roma, all'Auditorium c'è il grande Edoardo Vianello. Vogliamo fare una versione di Vatussi strana? Vai. Senti questa, vai. Com'è? La sapevi questa? Vai, con le mani, ale. Noi siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatussi. Noi siamo i Vatussi del continente nero. Del continente nero. Siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Alle giraffe guardiamo negli occhi. Siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce. Alle giraffe guardiamo negli occhi. Vediamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce. Siamo i Vatussi. Niente nero, non si pozzi. Siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Siamo il continente nero, siamo i Vatussi alle palle delle mani, continente nero, siamo quelli che dell'equatore vengono. Scambiamo le penne, ogni 3 passi facciamo 3 passi, facciamo Vatussi. Siamo Tussi, Vatussi, negri, neri. Eccola qua. Era una versione molto da pazzi. Grazie ancora Edoardo Venello per le canzoni che ci hai regalato e che ci regalerai. Grazie, appuntamento a lunedì. Ciao. Da Milano. Ciao. Buonasera Bruno Vespa, questa sera gli Alligalli saremo con ta. Ora ha vinto l'Unione, avvocato Taormina, i plasti in enta, sono abbronzato,